Buonasera, salve. Buonasera, salve. Abbracciatevi! Abbracciatevi! Date un bacio. E bacio. Accomodatevi. Buon, dai Fio, senteve so. Adesso si può parlare in veneto qua, no? Se deve. Sì. Prendi il microfono. Paolo. Partito parole. Beh, come si può parlare in veneto? Siamo in Veneto, siamo un popolo che abbiamo una storia lunga 10 secoli, credo che dovremmo parlare in veneto. E quindi credo che sia importante questo passaggio che vede la Lega ovviamente in prima fila, ma soprattutto anche un presidente che ha ricevuto veramente un pieno di voti che nemmeno noi ci aspettavamo. E quindi questo ovviamente in un momento critico, in un momento difficile, in una comunque coalizione forte, perché ricordo il governo, le province, tantissimi comuni, per cui io credo che questa coalizione continuerà sotto la guida di Luca Zaia con grande profitto, ovviamente in un momento molto difficile. E quindi io passo adesso la parola al governatore del Veneto. Grazie, buonasera. Cosa ci ha fatto le tue? Grazie. Io desideravo ringraziarvi per la cortesia che avete avuto nell'attendere, però obiettivamente noi siamo ancora abituati a commentare i dati dopo aver visto la chiusura e la certificazione di questi dati. Ovvio è che un fiume in piena come questo ci porta, e capiamo anche voi, ad affrontare prima magari qualche piccolo commento. È innanzitutto un commento che vuole ringraziare il mio partito che mi ha scelto, mi ha sostenuto fin dall'inizio. Di chi è questo? Sequestralo come a scuola. Che mi ha scelto e sostenuto. Ringrazio ovviamente i partiti della coalizione, la PDL e l'Alleanza di Centro, per questo percorso che abbiamo fatto assieme, e sarà mio l'impegno formale fin d'ora di rappresentarli appieno tutti e tre questi partiti che mi hanno voluto in questa avventura. Questa elezione mi dà anche un grandissimo senso di responsabilità, e molti mi dicono: ma quante bottiglie stappiamo, ma quanta festa facciamo? Non abbiamo perso d'occhio l'obiettivo. Lì fuori ci sono 4.882.000 veneti che comunque si attendono risposte, e la prima risposta è quella del federalismo. Questa regione, se non riesce a sdoganare la proposta federalista, è una regione che non ha futuro. Scusate, come che mi metto e mando avanti con i fotografi? Ve lo dico perché siamo fortemente preoccupati, perché sappiamo che questa elezione, con i risultati della Lombardia, con i risultati del Veneto, i risultati della Calabria, della Campania, e io spero anche del Piemonte, e ovviamente delle altre regioni, adesso non conosco tutti i risultati, quindi evitate di chiedermi delle altre perché non ho visto tutti i risultati, è il significato profondo di un governo che viene premiato per la sua attività governativa. L'alto senso della politica mi fa dire che questo governo regionale avrà un governatore che vorrà gestire da subito questa nuova politica, che è quella delle riforme, inaugurare da subito questa stagione. So cosa abbiamo fatto a livello nazionale per le riforme, so cosa potremmo dare ai veneti con questa nuova stagione. Grazie. La Lega cresce, il PDL cala. 10 punti. E anche questo è un elemento della tua vittoria. Beh, guardate, noi siamo qui a confermare un'altra cosa. Non ho mai creduto, e lo dice un rappresentante di un partito, parlo da politico della Lega, lo dice un rappresentante del partito che ha conosciuto
gli alti e i bassi. Manzoni nel 5 maggio 1821 diceva dall'altare alla polvere, no? Dice Napoleone è andato in alto e è andato in basso. Noi avevamo il 3,9% nelle politiche del 2006, abbiamo avuto un bel risultato nelle ultime politiche del 2008, oggi cresciamo di più. Io dico che la politica si fa non biasimando gli alleati, non approfittando dei momenti di difficoltà, ma guardando fisso l'obiettivo, che è quello di un lavoro in team e di un lavoro in squadra. Chi mi conosce sa che io ho sempre lavorato in squadra. Ai miei compagni di viaggio non ho mai chiesto fedeltà, ma lealtà. La lealtà significa avere idee diverse, confrontarsi, ma avere un unico obiettivo. Quindi nessuna epurazione? No, l'epurazione è un'invenzione meramente giornalistica. A me hanno detto, e mi hanno fatto una domanda che vi ripeto, l'ANSA me la fece allora, mi chiese, c'è qualcuno che chiede dei suoi compagni di viaggio che chiede il voto disgiunto, lei cosa dice? Che se lo scoprissi farei i conti dopo. Non ho scoperto nessuno, è stata una campagna che abbiamo fatto fianco a fianco, fra l'altro riscoprendo il ruolo delle segreterie politiche. Ringrazio il segretario Gobbo, il segretario Giorgetti, il vice coordinatore Zorzato e il Sbraghetto che mi hanno sempre seguito in questi giorni. Scusate, la conferenza stampa la facciamo domani, adesso tocca alle televisioni di là. Voi sarete così cortesi da lasciarlo andare dopo che ha stappato. Compagni di viaggio, grazie. Qua Luca. Luca, qua al centro, vicino Gobbo. Vicino. Siamo ancora in Lega qua. Siamo nel Lazio. Grande. Qua Luca, guarda qua. Luca, qua etichetta, ministro, molta etichetta. L'etichetta. Qua. È il vin del presidente, anzi del governatore. Abbiamo Logem. Guarda Giacomo, così, con la V. Qui al centro in basso. È appena alta. Siete andare via? Ecco. Dai Luca, dai.